Sono Silvana Boschi, rappresento la Regione Campania, sono un membro di assaggio del panel della Camera di Commercio di Napoli e sono la mia prima esperienza qui al concorso Ercole Olivario, con molto onore, devo dire la verità. Per quanto riguarda la nostra Regione Campania posso dire che essendo una regione che copre sia un arco montano che una costiera, anche le caratteristiche degli oli sono abbastanza diverse. Quindi noi non abbiamo degli oli molto intensi, però abbiamo degli oli particolari, soprattutto nelle zone alte. Posso dire per esempio la provincia di Salerno, abbiamo la cultivar ravece che ci rappresenta con un buon olio intenso, un fruttato intenso, molto interessante anche dal punto di vista qualitativo. La costiera abbiamo anche degli ottimi oli, però il fruttato è un pochino più leggero. Abbiamo la cultivar della menucciola che rappresenta la costiera sorrentina, per esempio, di cui io faccio parte, e quindi come produzione nel passato abbiamo avuto poco, un calo, possiamo dire che abbiamo avuto un calo, dicono così le note degli esperti, circa il 20%, però abbiamo avuto una buona qualità, un'ottima qualità. C'è in corso un'evoluzione. Si cerca di poter sfruttare, potenziare, diciamo, la parte montana perché ha delle caratteristiche, per esempio già la presenza di acqua può dare vita a un'evoluzione produttiva, sfruttando proprio la presenza e l'abbondanza dell'acqua. Per quanto riguarda l'esperienza qui, come prima volta che sono venuta, devo dire che mi sono trovata bene perché l'esperienza è molto coinvolgente e il rapporto che si crea con gli altri assaggiatori è fondamentale, secondo me, proprio come esperienza di questo panel. A me l'ho vissuta così personalmente, come scambio di esperienze lavorative e poi mi è piaciuta molto la trasparenza nelle operazioni di assaggio, cioè quello che ho notato. Le procedure di assaggio che ci sono state proposte mi hanno molto coinvolta proprio personalmente, psicologicamente sono stata libera da tanti condizionamenti e ho potuto lavorare con serenità. Questa è una cosa che mi ha colpito e quindi penso che per me sia stata un'ottima esperienza personale, proprio personale. Mi ha fatto capire che io potenzialmente avevo tanto ancora da poter crescere. Questa secondo me è l'esperienza che mi porto da questa prima partecipazione all'Ercole Olivario.